Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, buongiorno al nostro ospite. Qui con noi stamattina abbiamo Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto. Buongiorno e benvenuto. Teatro Goldoni di Venezia, Teatro Verdi di Padova e Teatro Nuovo di Verona. Non c'è due senza tre, come si suole dire. Siamo in chiusura di stagione e avete presentato i risultati di una stagione che è stata stabilmente stabile? È stata stabile, ma con una tendenza verso l'aumento. Abbiamo con piacere comunicato i dati che ci hanno sorpreso positivamente. Abbiamo incrementato tutto. Abbiamo incrementato gli spettatori, abbiamo incrementato il numero di abbonati, abbiamo aumentato il numero delle recite, abbiamo aumentato il numero di giornate di lavoro e, insomma, siamo piuttosto soddisfatti di questa prima annata da Teatro Nazionale. È stata una sfida incominciata grazie al supporto dei nostri soci, che hanno creduto in questa idea che ad alcuni all'inizio sembrava una follia, una pazzia, un azzardo, una sfida irrealizzabile. Vogliamo spiegare ai telespettatori che cosa significa essere diventati Teatro Nazionale, perché magari è un po' sfuggita la consapevolezza di che cosa significa. Sì, devo dire, noi per primi non abbiamo voluto calcare la mano sull'esito di quella sfida, però il Teatro Nazionale, il Teatro Stabile del Veneto, come Teatro Nazionale, è uno dei primi 7 teatri italiani ed è un teatro di produzione, cioè è uno strumento di realizzazione di progetti, di spettacoli, di azioni culturali tra i principali in Italia. Questo è la sostanza del Teatro Nazionale per quanto il Ministero aveva previsto nel decreto 1 luglio 2014. Dopodiché noi abbiamo deciso, per quanto ci riguardava, di avere un ulteriore ruolo. Noi abbiamo puntato a diventare un punto di riferimento per il territorio regionale. Sì, perché poi teatro di produzione lo siete un po' sempre stati, sì. No? Il Teatro Stabile del Veneto ha sempre avuto questa caratteristica, una scuola, una fucina, un laboratorio, per cui, però, allora, Teatro Nazionale ma con connotazione regionale. Sì. Sembra una contraddizione in termini, ma in realtà è semplicemente è stato cogliere l'occasione per ridefinire un ruolo di una struttura importante come quella che è il Teatro Stabile del Veneto, peraltro avviando anche un'azione di razionalizzazione del sistema teatrale che è tuttora in corso e comunque troverà realizzazione nei prossimi anni. Noi abbiamo messo assieme le strutture produttive pubblica, Teatro Stabile del Veneto, e privata, Teatro Stabile di Verona, in un unico organismo. Ed è un esempio, diciamo, di pratica virtuosa che anche altre regioni successivamente hanno seguito. Quali sono le due molle che permettono questa pratica virtuosa? Qual è il contributo del privato e qual è il contributo del pubblico? Come l'uno valorizza l'altro? Diciamo che il privato e il pubblico svolgono una funzione analoga. Il decreto stesso, il decreto ministeriale che ha aiutato questa svolta, di fatto non distingue più tra pubblico e privato, distingue le funzioni, cioè mette in evidenza quali sono le funzioni fondamentali, quali sono le funzioni da presidiare, da sviluppare, e il pubblico e il privato concorrono ugualmente al raggiungimento degli obiettivi. Non c'è una vera e propria differenza. Noi abbiamo dato avvio a questa... C'è una sorta di teatro pubblico a gestione privata? No, è un teatro di produzione e di programmazione, punto. Dopodiché noi... Beh, ci sono dei parametri imposti dal Ministero della Cultura per cui la produzione deve essere in un certo senso, quindi c'è una totale libertà e indipendenza, perché io penso a un teatro privato propone chi gli pare e come gli pare. Se entra in simbiosi con un teatro pubblico probabilmente deve rispettare dei parametri di un piano cultura che è stato fatto di più ampia... Questo è il cosiddetto progetto triennale. Il Ministero ha valutato il nostro progetto triennale per il triennio 15-17 meritevole di essere accolto nel novero di quello dei teatri nazionali. Ma per tornare alla questione pubblico-privato, è il progetto che ora, grazie al Ministero, definisce
ruoli, funzioni e obiettivi. Non è più come prima di questo decreto, quando i finanziamenti venivano dati ma senza un vero e proprio indirizzo programmatico. Ora gli indirizzi programmatici ci sono triennali, sono redatti su base triennale e vengono valutati al termine di ogni anno. Questa è un'altra modifica molto importante e sostanziale che il Ministero dei Beni Culturali ha introdotto a partire da un anno e mezzo fa. Ecco il senso di mettersi insieme per preparare un progetto che abbia la capacità di avere un valore per poter avere un finanziamento poi, un sostegno. Sì. Cioè, prima c'erano come sostegno un po' a pioggia e oggi invece si sostengono i progetti, si valorizzano i progetti. Questo è quello che è avvenuto. Chiaramente non è stato un processo introdotto in maniera drastica, è un processo che ha avuto inizio, ha portato a noi un incremento del finanziamento ministeriale, ma ha anche portato noi a ripensare al nostro ruolo con l'occasione. E il nostro ruolo, partendo dal presupposto che lavoriamo in 3 città così importanti come Venezia, Padova e Verona, non poteva che avere come sguardo complessivo il territorio nel suo complesso. E abbiamo impostato un progetto che vuole farci tornare ad essere punto di riferimento per questo ampio territorio che è vivace e che può dare molto anche in termini di produzione teatrale. E per diventare punto di riferimento di questo territorio avete puntato nel vostro progetto attenzione alla produzione locale, quindi anche a tutti quelli che possono essere i fermenti di tante piccole compagnie che temevano che il fatto che ci fosse questa riforma del teatro fossero escluse, invece quasi con stupore sono state inglobate in un progetto, chi in qualche modo aveva valore e senso. Oppure la valorizzazione del territorio significa portare il meglio della produzione teatrale esistente in Italia o anche all'estero in questo territorio, cioè fare teatro come significa, proprio per capire quali sono gli elementi fondanti di un teatro nazionale con sguardo regionale. Allora, il primo obiettivo è quello di valorizzare quello che nel territorio c'è, per cui abbiamo aperto a una molteplicità di relazioni con diversi soggetti, non solo compagnie teatrali, ma anche altre istituzioni. Quelle istituzioni con cui riteniamo si possano sviluppare non solo dei progetti specifici, ma anche una identità di vedute, una nuova visione, un nuovo sistema per lo spettacolo nella nostra Quindi regione. che esula dal palcoscenico anche, esce un po' dal palcoscenico, dalla platea e abbraccia... È un progetto culturale più ampio del semplice palcoscenico, chiaramente cerchiamo di veicolare istanze non solo di spettacolo, questo è il punto. Ovviamente non siamo riusciti a coinvolgere tutti, nemmeno potremo coinvolgere tutti. Ma lo sforzo lo stiamo facendo e abbiamo visto che insomma, cominciano ad esserci dei risultati. Dopodiché è chiaro che tenteremo sempre di portare nel Veneto, nelle nostre sedi, le migliori proposte di spettacolo. Questo aiuterà sicuramente la nostra relazione col pubblico, ma il nostro obiettivo principale, essendo un teatro di produzione, il Teatro Stabile del Veneto, è quello di trarre linfa dal territorio e promuoverne lo sviluppo anche verso palcoscenici nazionali e internazionali. Quindi esportare? Anche esportare, perché no? Ci siamo vicini, cominceremo fra poco. Quali sono le produzioni che quest'anno vi hanno particolarmente dato soddisfazione? Devo rispondere tutte, perché a diversi livelli hanno avute tutte un ottimo riscontro, alcune avranno anche una vita abbastanza lunga. Devo dire che avrà vita lunga Smith & Wesson, l'ultima nostra realizzazione che parte da un testo di Alessandro Baricco. E a questo proposito io la sorprendo perché abbiamo preparato il servizio che abbiamo realizzato proprio prima del debutto di Baricco con Smith & Wesson qualche giorno fa, usiamo questo termine, qualche giorno fa. Vediamo il servizio. Io non ho mai visto neanche un minuto, non so niente, ho visto una foto e così mi piace, sempre, quando ho potuto ho sempre fatto così. 900 avevo visto una prova, mi sembra, vero?
un pomeriggio, poi me ne sono andato scuotendo la testa. Un testo, Smith & Wesson, che è stato nel cassetto dell'elaborazione drammaturgica di Alessandro Baricco per 10 anni e che ora, finalmente in scena, arriva a Venezia al Teatro Goldoni grazie alla regia dell'amico di sempre Gabriele Vaccis. Un'altra esperienza con Alessandro Baricco, ma è un'esperienza che dura tutta la vita. Beh sì, infatti un'altra, quella teatrale prima viene 20 anni fa, 22 addirittura anni fa, poi però abbiamo sempre continuato a collaborare, abbiamo fatto Totem insieme, la scuola Holden è una cosa importante che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, quindi sì, è una collaborazione e un'amicizia di tutta una vita. Smith & Wesson che spettacolo è? È uno spettacolo strano, è un'ambientazione, come posso dire, quasi western, che per il teatro è molto strana, è molto cinematografico quindi, perché di solito vediamo in cinema ambientazioni di questo tipo e storie di questo genere, però credo che ormai il confine tra cinema e teatro sia molto labile. Smith & Wesson è la storia di un quartetto, 2 uomini e 2 donne, una storia ambientata alle cascate del Niagara, simbolo di potenza indomabile della natura nella sua accezione di madre e matrigna. È la sfida, la chiave di uno spettacolo che fa un po' ridere, ma molto di più riflettere. Tra i protagonisti, Natalino Balasso. A lei cosa fa con Baricco invece? No, Baricco ha scritto una roba e io ci recito dentro, insomma, ecco, quindi non è che c'è. Lui è autore e io sono attore, si dice così, anche se sono uno che non ama agire, quindi non sono tanto attore. È più passore, passivo. Insomma, adesso cerchi le parole giuste anche lei. E di cosa stiamo parlando? Delle cascate del Niagara. Chi è che dovrebbe buttarsi dalle cascate del Niagara? C'è un sacco di gente che io odio e con cui lavoro molto volentieri. Non siamo più nel Novecento, siamo in un altro secolo. Cosa è cambiato? No, mica tanto, perché poi in realtà siamo giù da lì, perché siamo di nuovo a cavallo tra 8 e 900. È cambiato, sono in un posto preciso, mentre il 900 è un posto in cui è un non posto, diciamo. E invece lì sono le cascate del Niagara, come diciamo noi, Niagara Falls, e quando non erano ancora quello che sono adesso, cioè erano una meta turistica, ma erano un posto molto strano, nella sensibilità collettiva anche rappresentava delle cose che per noi non rappresenta più. E la storia viene da là. Un testo che ho scritto anche molto per Vaccis, nel senso che ci sono per Vaccis e Tarasco, perché ci sono delle cose infattibili a teatro e so che loro si divertono. Dopo tanti anni che fai questo mestiere ti cominci a annoiarti. E allora a loro, per farli divertire, bisogna mettere dentro, casca un'astronave in un gabinetto, scena, via, sono problemi loro. E lì ci sono 2 o 3 cose che io ho scritto che sono problemi loro, però so che loro proprio nel mordere quello che non si può fare, o comunque che uno come me non saprebbe mai immaginare sulla scena, loro spesso danno il meglio. Non si sente però un drammaturgo, anche se la scrittura teatrale aiuta il dinamismo rapido e ficcante del suo essere romanziere. Forse, dice Baricco, la prossima fatica dal palcoscenico potrebbe essere l'Odissea. Per il momento si concentra però sul Palamede, che dopo il Teatro Olimpico di Vicenza, a settembre, sarà allestito a Roma, sul Colle Palatino. Siamo tornati qui con il direttore del Teatro Stabile del Veneto. Lei diceva che questa appunto produzione andrà in tournée. Baricco ci ha detto che la vuole così riproporre sul Palatino, ma non solo così. Non so cosa voglia fare sul Palatino esattamente. Noi abbiamo una non tournée, è l'Aventino però, abbiamo una tournée che non include il Palatino. E neanche l'Aventino. E neanche l'Aventino, no. Andremo nei teatri, inizieremo da Verona a novembre e poi fino a febbraio lo spettacolo sarà in tutta Italia. Questo ci ha dato molta soddisfazione, l'esito è molto positivo, le critiche lo sono state anche e credo che il pubblico lo abbia anche molto gradito nei teatri dove l'abbiamo presentato finora, cioè Venezia e Padova. Ma anche altre produzioni ci hanno dato buone soddisfazioni. I Rusteghi di Carlo Goldoni con la regia di Bepi Emiliani ha avuto un grandissimo successo, soprattutto chiaramente nei territori di lingua. E qui l'elemento regionale è proprio esplosivo. L'elemento regionale, I Rusteghi di Carlo Goldoni. È forse la più bella commedia di Goldoni, è stata fatta in maniera molto filologica? Sì, molto filologica, molto attenta al testo, che è emerso in tutta la sua bellezza. E, questo
ha avuto un ottimo esito sul palco. Appunto è importante per il pubblico di questo territorio riproporre i grandi classici del territorio, penso a Goldoni, che poi Goldoni noi pensiamo che sia veneziano, ma in realtà ha lavorato più a Parigi che insomma, però quanto è importante per il pubblico locale avere una rappresentazione filologica di Goldoni piuttosto che di grandi autori locali, di Ruzzante, perché poi ci sono stati negli anni, abbiamo visto autori, registi contemporanei che ne hanno dato delle interpretazioni che non so quanto a queste interpretazioni abbiano affascinato il pubblico, un certo tipo di pubblico. Certo, io credo che se lo spettacolo è di qualità, se lo spettacolo è un bello spettacolo, che sia filologico o meno importa poco. È chiaro che la riproposizione dei migliori testi della tradizione teatrale del territorio, che è una delle più ricche del mondo, è importante anche per mantenere una consuetudine, anche per dare un'idea di comunità, di identità culturale, che è importante e che non si può assolutamente trascurare. Per questo continueremo nel futuro a proporre Goldoni, ma anche altri autori della nostra tradizione. Proporre questi autori in italiano o riproporli che recitino in dialetto? No, la lingua è fondamentale. Sono testi che sono stati scritti in lingua, sono stati scritti anche con una metrica attenta alla lingua. La trasposizione di questi testi in italiano non è un'operazione che io considero fattibile, né mi interessa farlo. Goldoni ha scritto molto anche in italiano, però, insomma, vedremo di proporre anche quelli. E quanto uno spettacolo in lingua veneta può diventare un ostacolo per, penso, a visitatori del nostro territorio, perché il teatro voleva questa visione di teatro nazionale diventare anche un luogo visitabile, fruibile, frequentabile dai turisti. Verona, Padova e Venezia sono tre poli turistici molto, molto forti, no? E quindi il pubblico che può andare a Verona, che va a Padova, va a Venezia, magari cerca anche il teatro. Quanto lo spettacolo in lingua può essere un ostacolo e invece o un elemento in più di attrazione per il turista che ha questo tipo di interesse? Diciamo che la nostra sperimentazione è in corso. A Venezia, durante il periodo estivo, al Goldoni noi programmiamo Arlecchino, il servitore di due padroni, nella nuova versione che ne ha tratto Giorgio Sangati, che è un giovane regista padovano. Abbiamo introdotto un sistema di sopratitolatura in inglese e in francese e il pubblico viene a vedere Arlecchino in lingua. Arlecchino è un'opera che è in lingua ed è in toscano, e sia in veneziano che in toscano. Abbiamo visto che effettivamente non è un ostacolo se ci sono strumenti per riuscire comunque a rendere comprensibile l'opera. Diverso il discorso quando si va in Italia, diciamo fuori da regioni dove la lingua è conosciuta. Anche in quel caso, non nel nostro caso, ma in alcuni casi è stato introdotto l'uso dei sopratitoli, che può aiutare. È chiaro che però la fruizione non è più veramente immediata e qualche cosa va a perdersi. Io vorrei un po', non mettere da parte, però approfondire il tema Teatro Nuovo di Verona. Qual è il contributo che ha dato, no? Al di là dell'essere il socio privato, ma proprio nella drammaturgia, nel pensare anche un progetto culturale, perché insomma Verona, mi viene in mente la Fondazione Arena, anche se in questo momento insomma meglio non occupiamoci però la produzione della lirica, il melodramma, quindi come si interagisce come interagisce la prosa con il melodramma? Non c'è una grande interazione, né credo sia... Mi verrebbe da dire per vostra fortuna in questo momento. In questo momento è bene così, diciamo, bene così, ma in realtà Verona è una città con grandissime preesistenze culturali, una grande quantità di turismo. È la città in cui Shakespeare ha ambientato Romeo e Giulietta, è sede di un teatro romano in cui da ormai
credo più di 60 anni, avviene un importante festival shakespeariano. Poi chiaramente c'è l'Arena, c'è il Teatro Nuovo. Il Teatro Nuovo è un teatro che ha un pubblico numerosissimo, un grande numero di abbonati, è un pubblico che è ancora in crescita. Quindi Verona di fatto ha apportato sia un valore di programmazione, un valore economico, perché lo è, e ha portato con sé anche una tradizione. Una tradizione sicuramente, la tradizione del Festival Shakespeariano, in cui noi cerchiamo di collaborare ogni anno, però ha portato anche con sé un'ulteriore possibilità di sviluppo di questa relazione con pubblici diversi, non residenti, e noi lo stiamo facendo anche lì con uno spettacolo itinerante, parte dal Teatro Nuovo, si sviluppa nella città, poi rientra, ritorna in teatro e si conclude, è un Romeo e Giulietta, con la regia di Paolo Valerio. Lo proponiamo sia in italiano con una traduzione consecutiva in inglese, sia in inglese con una traduzione consecutiva in italiano. E anche lì abbiamo visto che il pubblico sembra rispondere bene. Torniamo subito dopo la pubblicità, perché il nostro pubblico deve anche accettare il break pubblicitario. Tra un paio di minuti torniamo in diretta, grazie. Siamo tornati in studio, con noi Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto. Si è chiusa la stagione invernale, autunno-invernale, la stagione, non so nemmeno io come definirla, di tre teatri. Lo Stabile è formato dal Teatro Verdi di Padova, dal Goldoni di Venezia e dal Teatro Nuovo di Verona, di cui stavamo parlando, di questo volano culturale che rappresenta, no, la presenza del Teatro Nuovo veronese nell'ambito del Teatro Stabile del Veneto. Veramente un format culturale regionale che si interseca, si anima, no? Nei vari estremi della regione, dall'ovest all'est. È così, è così. L'asse territoriale è molto vasto e va anche considerato il fatto che è solo da 1 anno e mezzo che ci lavoriamo. Dovendo anche nel frattempo occuparci di una riorganizzazione della nostra struttura, perché Teatro Nazionale è tutte quelle belle cose che ci siamo detti, ma è anche molto lavoro, è anche molto sforzo per chi lavora ai programmi, ai progetti. Ricordiamoci che la burocrazia in questi ultimi tempi è molto molto aumentata, dobbiamo stare dietro a questioni di cui ci piacerebbe non doverci occupare, ma stiamo mandando un messaggio al ministro Franceschini? Non è il ministro Franceschini in questo caso il problema, ma altri ministeri. Per cui, ecco, quello dello sviluppo economico, quello del bilancio. Diciamo che... Chi tiene i cordoni della borsa? No. Qui si parla di prescrizioni atte a migliorare l'amministrazione, a controllare maggiormente i processi, tutto molto importante per una struttura che vuole darsi un'organizzazione efficiente. Tuttavia, che ha poco a che fare magari con l'aspetto creativo. Diciamo, no? Che è aumentato molto il carico burocratico amministrativo. Strutture come la nostra, che non sono pubbliche amministrazioni con ampi settori e uffici, oggettivamente in alcuni casi possono trovarsi un po' sotterrate, sepolte dalle avete dovuto incrementare l'organico amministrativo? No, non abbiamo dovuto, non abbiamo potuto. La domanda era volutamente provocatoria. È diverso. No, diciamo che quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo è stato di operare un recupero di efficienza incredibile. Come avete fatto? Abbiamo rimesso mano alla macchina, abbiamo la fortuna di avere delle persone che lavorano al Teatro Stabile del Veneto che sono molto competenti, molto capaci. Colgo l'occasione per ringraziarle tutte, perché senza di loro questi risultati non sarebbero potuti arrivare. Sì, perché bisogna anche ricordare, no? Perché quando si parla di cultura, di cose belle, di arte, di teatro, di pittura, uno pensa che ci siano soltanto i creativi, no? Ma in realtà, per permettere, già con la fatica che quello che è il prodotto culturale fa per emergere, ci vuole anche tutto un apparato amministrativo, gestionale, imprenditoriale
che è condizio sine qua non per intercettare e utilizzare al meglio quelle risorse che in un ambito come quello culturale sono sempre un po' asfitiche e sempre considerate un po' uno spreco da qualcuno, no? Perché no, dai, non credo che siano considerate... Non abbiamo più questa visione? C'è stata però. C'è stata, c'è ancora, ma non è per nostra fortuna la visione prevalente. È anche nostro compito quello di far sì che questa visione non prenda più piede. È anche nostro compito quello di dimostrare l'utilità di una struttura come la nostra. E non possiamo fare altro. Ci state riuscendo? Io credo di sì. I risultati di questa stagione credo che parlino abbastanza chiaro e mi sembra che vadano in quella direzione. Di fatto quello che è successo è che, pur senza chiedere un euro in più ai nostri soci, abbiamo moltiplicato le attività, aumentato il fatturato, aumentato le produzioni, aumentate le giornate lavorative, quindi abbiamo fatto lavorare di più i nostri artisti, abbiamo raddoppiato il numero di artisti e tecnici impiegati nelle nostre produzioni. Quindi si tratta di riuscire a dare continuità a questo lavoro. Auguriamoci che tutti sostengano questo percorso che è importante per questo territorio, ma insomma credo che ci siamo riusciti. Come avete incrementato l'attività? Perché uno incrementa, ma lo incrementa laddove c'è risposta da parte del pubblico, no? Certo. Aprendo i teatri, e per aprire i teatri intendo appunto rendendoli un luogo fruibile di spettacoli il più possibile, la mattina piuttosto che il pomeriggio, non solo la classica sera, dando una rosa di opportunità variegate. Sì, è così. E avete avuto delle risposte? C'è un'ulteriore richiesta da parte del pubblico, perché se non sbaglio ho visto alcuni spettacoli che era impossibile riuscire a trovare un posto. Ma sì, ci sono ancora margini di crescita. Anche perché ci sono molti ambiti in cui non ci siamo ancora messi a operare. Per farne un esempio, la nostra idea per Padova è quella di sviluppare le relazioni con l'ambito legato alla religione, alla cultura della religione, alla spiritualità. Padova è una città che ha 4-5 milioni di turisti religiosi ogni anno. Credo che questo sia un ambito da esplorare ed è anche da esplorare la ricchezza spirituale di Padova e quanto la società padovana è legata agli ambiti spirituali. Questo è per fare un esempio. Ma ce Quindi ne sono state pensando a altri. delle rappresentazioni sacre, qualcosa? Stiamo pensando a qualcosa di un po' più complesso e articolato di una sacra rappresentazione. Sì, però ecco, volevamo capire cosa. Ci stiamo lavorando, avremo... Nessuna anticipazione? No, nessuna anticipazione. Però ci sarà una sacra rappresentazione? Non lo so. Vedremo. Non è la sacra rappresentazione l'obiettivo. No, certo. L'obiettivo è mettere in moto un dibattito attorno al tema, che sembra troppo spesso dato per scontato. E invece credo che, soprattutto in un momento come questo, anche di conflitto a livello internazionale, valorizzare la spiritualità, la religiosità. È necessario riprendere almeno il confronto e aumentare anche la consapevolezza di taluni Quindi anche temi. una forma di recupero di quelle che sono le nostre radici? Vuole essere anche un percorso di questo genere? Perché no? Anche questo è sicuramente utile in un momento come questo. Penso anche, per tornare ai temi su cui ancora non ci siamo ancora impegnati a fondo, il tema della valorizzazione del patrimonio culturale. È un tema su cui abbiamo iniziato a lavorare, soprattutto a Venezia, attraverso degli spettacoli che abbiamo organizzato in alcuni musei, specificamente per alcune iniziative di popolo, parlo del Carnevale, che però credo anche in quel caso possano contribuire a sviluppare e valorizzare luoghi diversi, luoghi comunque che abbiano un'identità culturale. Cambiano le quinte non devono essere quelle, oltre a quelle dei tre teatri, può essere
anche un teatro, è brutto magari usare il termine di strada, ma rende magari l'idea il teatro in campo, che è un po', penso a Venezia. Sì, si fa parte della tradizione italiana del teatro, il teatro di giro. Noi facciamo diverse attività, tutte incentrate sullo spettacolo dal vivo. Proponiamo a diversi pubblici le nostre attività, come dicevi bene, al mattino, al pomeriggio, alla sera, però quello che cercheremo di fare di più è uscire anche dal teatro, verso il pubblico, verso i luoghi, perché il pubblico è ovunque. E poi perché abbiamo anche delle quinte che sono fantastiche, permettono a mio avviso delle messe in scena inarrivabili dentro un teatro chiuso, quindi rappresentazioni che possono, soprattutto in questa logica di recuperare quella che è la tradizione di un territorio, poter collocare sul set reale il set trascritto, penso che sia un'occasione da non perdere. Lo è, speriamo di riuscire a costruirla questa occasione, perché quando si esce dai teatri si entra in un territorio non semplice da gestire dal punto di vista logistico, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista amministrativo. Quindi, però c'è voglia di collaborazione in questo senso? Avete un po' tastato il terreno? Ancora non come vorrei, però diciamo che le cose che abbiamo realizzato finora sono andate molto bene e ci spingeranno a riproporle. Tornando al Teatro Stabile del Veneto come teatro nazionale, è molto importante la formazione che fate, cioè scuola di teatro che non è per dilettanti, è una scuola per professionisti. Penso ai maggiorenni, questa esperienza che nasce proprio dalla vostra scuola di teatro, e oggi si può dire, una volta si parlava solo del teatro piccolo come scuola Strehler, in realtà ci sono luoghi di formazione molto importanti e che creano dei professionisti della drammaturgia. Sì, noi abbiamo una scuola per attori, una scuola che nelle nostre intenzioni serve esattamente a darci quei profili artistici di cui abbiamo bisogno. Chiaramente non è l'unica squola da cui attingiamo. No, perché sennò sareste autoreferenziali. Non vogliamo esserlo. Però ecco, diciamo che quel versante è un versante che ci interessa molto. Non so che cosa ci potrà essere nel futuro di questa scuola, perché stiamo lavorando a una revisione dell'impianto. Diventerà una scuola triennale, adesso è biennale. Avrà un terzo anno di impegno serrato sulla scena, perché vorremmo che questi ragazzi ancora durante il percorso di studi cominciassero ad occuparsi della loro professione, per l'appunto. Però ecco, aspetto fondamentale, e peraltro non è l'unica figura che a noi interessa formare, perché noi utilizziamo diverse figure, i tecnici ne sono un esempio, ecco, in quel campo sì, dobbiamo ancora sviluppare capacità, ma anche lì stiamo lavorando, ripeto, è solo 1 anno e mezzo che abbiamo messo in moto questa macchina, è una macchina che ha numerose possibilità, ne abbiamo esplorate solo alcune, una parte cospicua la esploreremo col tempo. C'è sempre di più un'impostazione imprenditoriale? Nell'uso buono del termine. Se per imprenditoriale intendiamo gestione oculata delle risorse pubbliche che ci vengono affidate, gestione efficiente ed efficace delle nostre produzioni e attenzione all'equilibrio di bilancio, allora questa sì, la nostra è una gestione imprenditoriale, chiedo scusa. Inciso. Il nostro teatro ricava da incassi di biglietteria, fatturato di tournée e altre attività, chiamiamole commerciali, quasi il 50% del suo bilancio, il 49,26%. È tanto e poco?
è il teatro che ha il rapporto più alto in Italia. Normalmente dei teatri di livello equivalente si attestano attorno al 30-35% quando va bene. E lei in qualche modo ha risposto alla mia domanda. Io intendevo imprenditoriale come capacità di sviluppo di un prodotto, che è un prodotto cultura, che quindi crea un prodotto per il pubblico, crea delle occasioni di occupazione, crea un nuovo, rinnovato settore di interesse. Di bene, fruibile. Crea anche lavoro. Appunto, ecco, no? Esatto. Stiamo parlando anche di posti di lavoro. Infatti era proprio questo la mia concezione. E sono anche tanti, sono molti, abbiamo una sessantina di dipendenti e scritturiamo in un anno mediamente 140 tra artisti e tecnici, quindi è una macchina che dà lavoro a molte persone, che dà opportunità e che vorremmo che nel tempo riuscisse a dare anche maggiore continuità di quella che attualmente riusciamo a dare. Che diventi veramente un teatro stabile, sia per chi ci lavora sia che per chi lo gode? Diciamo di sì. Io ringrazio Massimo Ongaro, direttore del Teatro Stabile del Veneto. Subito dopo la pubblicità un altro argomento e altri temi, altri ospiti. A tra pochissimo, grazie.